Ho contattato questa mattina il sindaco di Padova, abbiamo già mandato la richiesta formale, domani saremo in piazza a Padova, quindi è la prima piazza sul progetto col professor Baldo, quindi ci sarà col Tampo Spritz. una tenda della protezione civile all'equipe del professor Baldo, domani pomeriggio saranno in piazza a Padova. Con lo spritz servito anche un tampone rapido antigenico di ultima generazione sabato pomeriggio nelle piazze del centro storico di Padova. Test su base volontaria che andranno ad aggiungere dati allo studio sulla diffusione del coronavirus nella popolazione condotto da Regione e Università di Padova, centro storico cittadino che a una settimana esatta dal primo weekend di fascia gialla proverà a contenere il flusso di persone. Dalle 14 alle 19 di sabato e domenica, Corso Umberto e Via Roma si potranno percorrere solo a senso unico in direzione Piazze e Liston, mentre per il rientro in Prato della Valle si dovranno scegliere vie alternative. Lungo il percorso saranno presenti 35 agenti della Polizia Locale di Padova e 15 volontari della Protezione Civile che bloccheranno la circolazione pedonale in caso di necessità per permettere un maggiore distanziamento tra le persone.